Come posso ottenere un contributo economico? In quale scuola posso iscrivere mio figlio? A chi posso rivolgermi per trovare una badante? Sono queste solo alcune delle domande a cui è pronto a rispondere lo sportello famiglia del comune di Bassano, attivo già da qualche mese in via Jacopo da Ponte negli spazi dei servizi sociali. È possibile venire, presentare la propria domanda e quello che si troverà è non soltanto un ascolto e un aiuto a comprendere come indirizzarsi, no, nel territorio, ma abbiamo creato una banca dati mettendo dentro tutte quante le realtà del territorio, private, pubbliche, di volontariato, che offrono il loro servizio e quindi, come dire, una mappatura dei servizi per aiutare le famiglie a orientarsi nel nostro territorio. Già 900 le persone che si sono rivolte allo sportello nei suoi primi mesi di vita. Le richieste avanzate dagli utenti sono state le più svariate. Sono sia un aiuto per la difficoltà economica, se i servizi sociali arrivano, ma anche un orientamento per l'istruzione, ma anche capire se ci sono dei corsi di italiano, per esempio, ma anche come cercare lavoro, quindi sono veramente svariate. L'idea è proprio quella di offrire un'ampia risposta a tutte le domande che ci possono essere. Devo dire che per il momento effettivamente è stato così. Da qualche giorno all'esterno dello sportello è stata posizionata una cassetta della posta disponibile a ricevere richieste 24 ore su 24, anche in anonimato. Grazie al nuovo sportello, Bassano è entrato a far parte del network dei comuni amici delle famiglie, che conta oggi la presenza di 40 amministrazioni locali in tutto il paese.